Il piano industriale non arriva, la protesta continua. I lavoratori dello stabilimento ArcelorMittal di Legnaro hanno deciso di non fermare il presidio fuori dalla sede iniziato qualche giorno fa. Il sit-in durerà per tutto il tempo che l'avvertenza richiederà, anche perché non è ancora chiaro quando il lavoro presso il sito sarà riavviato, annunciano in una nota sindacale. La protesta è stata decisa dopo l'esito dell'incontro al Ministero dello Sviluppo Economico, in cui l'amministratore delegato del gruppo ha preso altri 10 giorni di tempo per poter presentare il nuovo piano industriale e dopo l'assemblea dei lavoratori che si è tenuta martedì. I lavoratori si alterneranno per garantire la sicurezza della struttura e per assicurarsi che nulla venga portato via dallo stabilimento. A Legnaro la produzione è stata ferma durante le 2 settimane appena trascorse e i lavoratori sono stati messi in cassa integrazione a 0 ore. Dovremo aspettare altri 10 giorni in questa vicenda che dura da anni per avere un piano industriale che i dipendenti si aspettano. Dovrebbe riguardare il mantenimento dell'occupazione in tutti i siti con un intervento dello Stato a garanzia dei posti di lavoro e di questa attività strategica ed essenziale per il nostro paese, ha detto Loris Scarpa, segretario generale della FIOM di Padova.